da una sonorità all'altra, sentite il passaggio da un suono all'altro suono e sta per entrare in scena con il vostro applauso il carro numero 4 a Storie Sant'Antuono. Un applauso! I cantanti Salve Silvio, i collaboratori Roberto Lano, Luigi Luino, Domenico, Mario Silvio. Insomma, grazie a tutta la Storia Sant'Antuono e un grazie particolare alla Chiesa di Macerata Campania. Un ringraziamento facciamo anche ad Alessandro Rosato, grazie. Ciao Piero.
Sì. Attenzione che viene giallo, attenzione, perché abbiamo gli ultimi 2 minuti. Intanto non so se ci avete fatto caso, ma c'è anche la Lady Botte. Volevo fare un applauso a Lady Botte, vediamo anche una donna. Che bello, un applauso più forte, bravissima! Che bella! E salutiamo il carro numero 4. Buonasera. Buonasera, è la Lady Botte, pensate, è l'unica donna presente tra i 16 carri. Per quando c'è delle botti. Altre due dove sono? Siamo passati a qui. 1 e 2. Ah, eccole. Anche loro sono le botti? No, però è l'unica lei che suona le botti, infatti, tra i 16 carri. Bene. Ragazzi, benvenuti a questa importante manifestazione, so che è per la prima volta per voi. Grazie di cuore, complimenti, ancora un applauso! Al carro numero 4, a Storia di Sant'Antuono, e ringraziamo il capocarro, il comandante del carro, Giulio Di Monaco. Grazie. Ora il carro lascerà lentamente, ecco, se facciamo spazio in fondo, grazie, così facciamo passare il carro. Salutiamo la pazzia e ci diamo appuntamento a martedì sera. Grazie. E poi salutiamo una canzone nostra. Sapresti scappatore in Angleria e con tanto stima di una pazzia. Grazie a voi ragazzi! Ciao Erika, un bacio da parte di Angelo. Buon viaggio ancora per le strade della città di Macerata Campania e il carro di giovani.
cittadina. Sentite, stanno arrivando già i protagonisti della prossima esibizione e intanto il canno numero 4 lascia più dimostrazioni. Grazie Giulio, io voglio ringraziare a Silvia Giovanni